Presidente, parlando dell'iniziativa Albo d'Oro, lei oggi ha introdotto il concetto di umanità associandolo alla Grande Guerra, una cosa che ha toccato i sentimenti di tutti in sala oggi. Ma direi proprio di sì, questa iniziativa ha proprio questo punto fondamentale. Noi, dovendo fare, come era corretto, come era doveroso, la commemorazione della Prima Guerra Mondiale, abbiamo pensato di fare un'iniziativa che desse un po' di cuore e un po' di umanità a quei numeri che a volte sono i nostri caduti, tantissimi caduti, 600.000 caduti. Abbiamo voluto farlo con un riconoscimento piccolo, assolutamente simbolico, forse non di valore, che però in realtà ha un valore enorme per queste famiglie, una medaglia, che è un ricordo, a volte l'unico ricordo che hanno e che ha permesso a tante di queste famiglie di recuperare un pezzo della loro storia, un pezzo della loro memoria, e credo insomma che sia stata una grande iniziativa, anche perché ha avuto il pregio da una parte di ricordare che in questa guerra hanno combattuto davvero tutti gli italiani, tutti i ragazzi giovanissimi che venivano da ogni parte del nostro paese, e dall'altra ci ha permesso quella pacificazione che soprattutto in Friuli Venezia Giulia è particolarmente sentita, perché in quella guerra gli italiani erano da una parte e dall'altra del fronte, quindi per una volta la morte, ahimè, non ha distinto, non ha fatto distinzioni, ma è stato possibile davvero mettere insieme, eliminare quelle trincee in qualche modo della nostra mente, in un momento del genere come quello attuale veramente importante. Franco Stacul degli Amici della Croce Nera, presidente dell'associazione. Oggi la presidente Serracchiani ha parlato del concetto di umanità che è stato conferito con questa iniziativa dell'Albo d'Oro. Umanità perché c'è stata un'unificazione di quello che prima era separato. Sì, in effetti diciamo, la nostra associazione è nata perché vogliamo recuperare la memoria dei nostri nonni che per le circostanze del momento hanno combattuto con l'esercito austriaco e sono morti con quella divisa. La memoria da noi si fermava al 1915 e loro erano completamente esclusi. Con la medaglia anche questi morti, caduti già nel 1914, sono equiparati a tutti gli altri che sono morti successivamente. Quindi rappresenta veramente un'unione fra tutta questa gioventù che è morta per ideali o per dovere e hanno abbandonato proprio i propri cari.